Buongiorno, benvenute e benvenuti al nostro webinar di WISE, la formazione professionale e le competenze digitali del futuro. Mi chiamo Daniela Dalzotto, sono coordinatrice di progetti internazionali, coordinatrice delle iniziative di mobilità europea per conto di ENAIP. Oggi però il mio compito è quello di provare ad accompagnarvi un po' in questa incursione che faremo nel mondo digitale.
Quello delle competenze digitali è sicuramente un tema molto vasto. Abbiamo un'ora di tempo a disposizione per provare ad approfondirne alcuni aspetti, e lo faremo grazie agli esperti e alle persone che interverranno. Oggi sono qui con me il dottor Francesco Tommasi, che è ricercatore in psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi di Verona. Poi ci sono i miei colleghi, la dottoressa Silvia Genero, responsabile dell'area internazionale presso ENAIP Veneto e coordinatrice del progetto NerdVet di ENAIP-Net, il dottor Alessio Castagnotto, coordinatore del progetto RISPACT per ENAIP Veneto. Tra l'altro collegata con noi da Milano c'è anche la dottoressa Marianna Marcucci. Marianna, benvenuta. Che è Digital Media Curator e formatrice ufficiale dell'Academy di Parole Ostili. Ora, prima di entrare nel vivo, lasciate che vi rubo un minuto per raccontarvi meglio cos'è ENAIP. Oggi siamo qui, come abbiamo detto, a parlare di mondo digitale, di competenze digitali, ed è anche perché i tempi sono un po' cambiati rispetto a quando ENAIP è nato. Era il 1951 in Veneto. ENAIP è nato con lo scopo di offrire supporto alle comunità locali che in quel periodo, in pieno dopoguerra, insomma, cercavano migliori condizioni lavorative e condizioni di vita. È passato tanto tempo, la nostra mission però sostanzialmente è rimasta la stessa. Anche oggi nei nostri centri di formazione lavoriamo per offrire alle persone la possibilità di imparare un mestiere, di specializzarsi, di restare aggiornati. Lavoriamo con le imprese perché contribuiscono allo sviluppo delle comunità locali, lo facciamo appunto con allievi, a volte sono ragazzi giovani, lavoriamo anche con gli adulti e siamo un po' con loro in tutti i momenti cruciali della loro vita professionale, da quando iniziano per la prima volta a cercare un lavoro, offriamo loro orientamento, quando scelgono magari di cambiare invece impiego, quando vogliono avviare un'attività in proprio, oppure anche quando decidono di rientrare e si devono reinserire nel mondo del lavoro dopo un periodo di inattività. Quindi tutte queste cose cerchiamo di farle al meglio in 18 centri di formazione professionale, ce n'è quindi più o meno un paio almeno per provincia del Veneto. Sono scuole vere e proprie, non sono soltanto degli uffici. Sono scuole con le aule, sono scuole con i laboratori che sono attrezzati, insomma, con le tecnologie più avanzate per offrire una formazione anche pratica di qualità. Scuole frequentate ogni giorno da centinaia di persone. Sono 18, dicevo, in Veneto, ma diventano 90 se consideriamo tutto l'arco del nord Italia. Infatti ci sono una serie di progetti o anche di tematiche che ci stanno particolarmente a cuore e sulle quali abbiamo deciso di unire le forze e lavorare assieme ai nostri colleghi di ENAIP Piemonte, ENAIP Lombardia e ENAIP Friuli Venezia Giulia. Nel 2016 è nato un consorzio nazionale che si chiama ENAIP-Net. L'ufficio presso cui lavoro io, ad esempio, si trova a Padova, ma ha il mandato per sviluppare proprio questi progetti internazionali e che lavorano su delle priorità, insomma, quelle che ENAIP ha definito come le proprie priorità sono l'inclusione sociale, ma anche le competenze che accompagnano le transizioni verdi e la transizione digitale. Uno di questi progetti è proprio il primo di cui vogliamo parlarvi, si intitola NerdVet. Oggi ringrazio tanto Silvia Genero di essere qui con noi, è la persona che è con il progetto NerdVet dalla primissima fase di ideazione e oggi ne è la coordinatrice, quindi Silvia, chi meglio di te, insomma, può aiutarci a conoscerlo meglio. Ti passo la parola. Grazie mille Daniela, sono davvero felice oggi di poter parlare del progetto NerdVet in quanto appunto tocca una delle tematiche che a noi stanno più a cuore. Infatti cos'è il progetto NerdVet? È un progetto Erasmus finanziato dall'Unione Europea che ha come obiettivo la realizzazione di strumenti didattici che favoriscano lo sviluppo della competenza del pensiero critico nelle ragazze e nei ragazzi della formazione professionale relativamente al mondo digitale. Quindi che cosa intendiamo per pensiero critico? Che cos'è? È una competenza metacognitiva, ovvero
è la nostra capacità di pensare al nostro pensiero, di analizzare quello che stiamo pensando, di come stiamo ragionando. Per fare un esempio molto semplice, penso che ognuno di noi sarà capitato, come quando eravamo piccoli, di sentire i nostri genitori dirci conta fino a 10 prima di parlare. E quel contare fino a 10 era un suggerimento per dire prenditi del tempo, e anche 10 secondi, per pensare a quello che vuoi dire, a come lo vuoi dire, se effettivamente vuoi dire quella cosa e se effettivamente vuoi scatenare quelle conseguenze. Ecco, questo è usare il pensiero critico. Solo che se ce l'hanno insegnato per la comunicazione verbale, non ce l'hanno insegnato per quella digitale e qui penso che le conseguenze siano un po' sotto gli occhi di tutti. Non ci hanno mai detto conta fino a 10 prima di commentare, di pubblicare un post, di condividere una foto e infatti questo uso, se vogliamo, ingenuo delle tecnologie digitali suscita una serie di problemi che noi abbiamo riscontrato anche nelle nostre classi con i nostri ragazzi. Quindi il progetto Nervet nasce proprio da un bisogno che noi abbiamo appunto rilevato nell'attività quotidiana che facciamo con i nostri studenti. E una volta che abbiamo deciso di occuparci di questa tematica, che era proprio necessario come affrontare questa tematica, ci siamo un attimo guardati attorno. Abbiamo alzato la testa per vedere in Europa che cosa si stesse facendo e fortunatamente abbiamo visto che l'Europa andava nella stessa direzione. C'erano una serie già di politiche, di iniziative che incoraggiavano proprio la combinazione delle competenze trasversali di cui il pensiero critico fa parte all'uso delle competenze digitali. Pensiamo alla strategia digitale europea oppure anche alla nuova agenda europea delle competenze, dove appunto il pensiero critico è indicato come una competenza fondamentale che deve accompagnare l'individuo in tutte le fasi della sua vita, da quella personale a quella professionale a quella sociale, ed è infatti molto spesso associato al concetto di cittadinanza attiva. Ma che cosa facciamo appunto nel progetto Nervet? Intanto non facciamo nulla da soli, abbiamo comunque cercato di costruire un partenariato che ci permettesse appunto di raggiungere il meglio possibile gli obiettivi che ci eravamo dati. Quindi abbiamo chiesto aiuto alla Facoltà di Psicologia dell'Università di Verona, di cui il dottor Tomasi appunto rappresenta il gruppo di lavoro che ci supporta, e abbiamo anche coinvolto altri 4 centri di formazione professionale sparsi in tutta Europa. E in più abbiamo anche una rete di rappresentanze della formazione europea che ha sede a Bruxelles, EVTA, che ci supporta nel conoscere meglio le politiche europee e poi nel disseminare il progetto a livello appunto europeo. Quindi la prima cosa che noi abbiamo fatto è stata quella di vedere se in Europa erano già state elaborate delle metodologie didattiche che consentissero ad aiutare a favorire lo sviluppo del pensiero critico nei ragazzi e nelle ragazze, e abbiamo anche guardato a livello di letteratura scientifica quali fossero gli approcci che maggiormente si prestavano appunto a questa tipologia di attività. Ecco, quindi ne è uscito un documento che ci ha aiutato moltissimo a chiarirci le idee, a capire dove volevamo arrivare e come volevamo operare. L'approccio che noi abbiamo utilizzato è quello della psicologia cognitiva e il secondo step che abbiamo affrontato e che stiamo concludendo proprio in questi giorni è quello di elaborare una cassetta degli attrezzi, ovvero una serie di strumenti che saranno a disposizione dei docenti, dei formatori, appunto per svolgere una serie di attività in classe che favoriscano lo sviluppo del pensiero critico applicato ai media digitali. Questi strumenti variano da parti molto teoriche che danno le fondamenta scientifiche delle tecniche che noi andiamo a proporre, a anche strumenti molto pratici come esercizi video di 1 minuto per lanciare una discussione, webinar, e quindi insomma è una cosa molto varia. Quello che noi faremo prossimamente, più o meno da febbraio dell'anno prossimo, è quello di testare questa cassetta degli attrezzi, consegnarla ai docenti affinché la testino nei loro classi con i loro ragazzi, poi raccogliere il feedback, quindi i vari commenti, suggerimenti di miglioramento,
e quindi elaborarli e quando poi avremo concluso questa rielaborazione degli strumenti andremo a tradurre in 5 lingue, quindi oltre alla versione inglese ci sarà anche la versione in italiano, in portoghese, in spagnolo, in greco, in olandese e poi li renderemo pubblici, disponibili online nel sito del progetto. Ecco, per darvi qualche anticipazione su quello che stiamo facendo, vi posso dire quali sono le 3 tecniche su cui ci siamo maggiormente concentrati, che abbiamo reputato più utili al fine di appunto favorire lo sviluppo critico nei ragazzi e nelle ragazze. Allora, la prima è il debunking. Debunk in inglese vuol dire sfatare, quindi qui l'accento è proprio andare a vedere quali sono le fonti che sono alla base, diciamo, di un'informazione, quindi capire se un'informazione è vera o falsa, capendo qual è la fonte e se quella fonte è affidabile o meno. La seconda è il debiasing, quindi andare a sradicare i nostri biases, quindi i nostri pregiudizi, che ovviamente tendono ad influenzare in maniera irrazionale le nostre scelte, i nostri comportamenti. Il terzo è il self-nudging, ovvero è una tecnica che si basa sulla teoria dei nudges, che sono considerati degli stimoli che inseriti in un determinato contesto influenzano il nostro comportamento, però in maniera delicata, diciamo non invasiva. Un esempio di nudge è l'opinione dei pari, quindi se ad esempio lo applico al contesto degli acquisti online, un nudge molto utilizzato è quello stimolo visivo, quindi per noi immediato, che ci dà il grado, diciamo il livello di gradimento degli altri consumatori di quel prodotto o servizio che stiamo per acquistare. Pensiamo alle 5 stelline di Amazon, per dire. Ecco, l'idea del self-nudging è proprio quella di far sì che i nostri ragazzi possano creare delle strategie che in qualche modo gli aiutino quasi in maniera automatica ad utilizzare il pensiero critico quando si muovono appunto nel contesto digitale. Quindi non mi dilungo perché poi so che il dottor Tommasi approfondirà benissimo questi temi. Per concludere, ecco, io veramente spero che questo progetto sia seguito e che molti docenti, molte scuole poi vadano nel sito e possano anche abbiano la volontà di utilizzare tutti gli strumenti che lo metteremo a disposizione, perché l'abbiamo proprio costruito. Tutti i prodotti che tutti gli strumenti che andiamo a sviluppare li stiamo costruendo con una logica proprio dai formatori per i formatori, quindi con un alto grado di trasferibilità in classe con i ragazzi. E poi anche perché stiamo lavorando con il concetto proprio che il pensiero critico è una competenza, quindi qualcosa che va appresa e va costantemente allenata, non è come andare in bicicletta purtroppo. E poi penso che un'educazione al digitale, a come usare il digitale in maniera critica, probabilmente servirebbe a tutti, però forse in misura maggiore serve ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, che veramente dovranno utilizzare questa tecnologia in tutti gli aspetti della loro vita privata, professionale e sociale. E se devo pensare, ad esempio, a me farebbe molto piacere se anche a mia figlia insegnassero che ogni volta che vorrà postare qualcosa, commentare oppure condividere una storia, immagine, ecco, le insegnassero di contare fino a 10. Ecco, grazie mille a tutti. Grazie Silvia, ci contiamo davvero insomma che questi passaggi educativi così importanti siano trasmessi e trasferiti, come hai detto tu, insomma dai formatori fino alle nostre classi e alle generazioni future. Io per deformazione professionale ho apprezzato, mi sono ritrovata nelle tue parole quando hai parlato insomma diciamo della composizione della partnership del progetto, perché trovo che sia uno dei valori aggiunti dei progetti internazionali poter lavorare in consorzi che rappresentano insomma realtà molto eterogenee. Andiamo appunto dagli enti di formazione alle università, ai centri di ricerca, soggetti pubblici, privati, e trovo che sia una cosa molto arricchente insomma per il dibattito, e è più facile trovare le soluzioni ai problemi che ci poniamo insieme. Un esempio ne è la collaborazione appunto che è nata tra ENAIPNet e l'Università degli Studi di Verona, e che oggi è appunto rappresentata dal dottor Francesco Tommasi. Si sono occupati in particolare nel progetto NERDVET, come ben dicevi, della parte più di ricerca strettamente accademica sui temi del pensiero critico e dell'alfabetizzazione mediatica. Ci hai accennato ad alcuni concetti, magari chiedo al dottor Tommasi di approfondirne alcuni. Grazie. Grazie mille Silvia e Daniela.
Intanto vi ringrazio per avermi invitato a rappresentare l'università e parlare anche del progetto Nervet. Parlare del progetto Nervet e parlare di critical thinking e media literacy, che si è visto sono competenze digitali diciamo che risultano essere rilevanti, ma è un tema che tocca tutti noi al giorno d'oggi. Critical thinking, non solo pensare 10 secondi, aspettare di contare fino a 10 prima di arrivare a formulare un giudizio, ma in generale al giorno d'oggi si sente parlare di fake news, di questi movimenti sociali, per cui sembra essere rilevante sviluppare un pensiero critico. E noi come università, come gruppo di ricerca, contribuiamo al progetto Nervet facendo capo a quelli che sono gli studi sulle decisioni, nell'ambito delle decisioni nella psicologia cognitiva. In psicologia cognitiva non si parla direttamente di pensiero critico, si parla di decisioni buone, decisioni cattive, e si vanno a studiare quelle che sono le strategie cognitive che le persone adottano per arrivare a prendere una decisione. Dico questo per andare a spendere un po' di parole sulle tecniche che abbiamo sviluppato con il progetto Nervet. Le strategie cognitive che si adottano per arrivare a una decisione, dove per decisione è tutto quello che noi facciamo dal mattino fino a quando andiamo a letto, impostare la sveglia, poi mi ero segnato una serie di esempi, cercare le chiavi nella tasca destra, scegliere di prendere delle precauzioni per il Covid, indossare la mascherina, sono tutte decisioni piccole o grandi che hanno degli impatti. Si definiscono buone o cattive a seconda che portano a dei risultati attesi o a dei risultati non proprio desiderati. E le decisioni sono prese in modo intuitivo, automatico, e vengono definite, diciamo, attraverso queste euristiche che possono essere soggette a dei bias, errori cognitivi, e con il progetto Nervet proviamo a sviluppare queste tecniche, stiamo sviluppando queste tecniche, abbiamo sviluppato queste tecniche per andare a lavorare sui bias cognitivi e su questi errori, per poter promuovere, diciamo, un atteggiamento critico, un comportamento critico e uno stile cognitivo critico in generale. In una popolazione che è quella degli studenti della formazione professionale, che, diciamo, hanno per questioni curriculari si ha una particolare insistenza su un sapere pratico, per cui lo sviluppo dal punto di vista del pensiero critico, che è più associato a discipline umanistiche, è più difficile, per cui anche qui la necessità di sviluppare queste tecniche in modo da andare a aiutare i formatori senza dover intaccare, diciamo, i percorsi formativi. E come diceva Silvia, le tecniche sono appunto il debunking, debiasing e self-nudging. Viene, diciamo, facile più o meno capire come funzionano questo debunking e cognitive debiasing, perché andiamo a lavorare sull'importanza delle fonti, che è un errore, diciamo, che comune, far riferimento a fonti senza curarsi della loro attendibilità. E l'altro si va a lavorare sui bias cognitivi, andando a, diciamo, suggerire quelle che sono le condizioni in cui le persone possono incorrere in questi errori, e quindi, diciamo, aiutarli a riconoscerli. E invece il self-nudging è un po' più consistente, si parla di lavorare in termini formativi, educativi, per lo sviluppo di uno stile cognitivo e comportamentale dello studente, che si pone in modo critico rispetto alle informazioni.
E in questo senso l'esempio delle nudge, che sono diciamo a livello ambientale, self-nudging vuol dire che una persona va ad autostimolarsi, e per fare questo si utilizza un approccio dal basso, quindi sulla base degli schemi mentali che uno studente adotta per affrontare, nell'interpretare un'informazione, nel prendere una decisione e nel individuare quelle che possono essere delle strategie efficaci per approcciarsi in modo critico all'informazione. E non so se sto rubando tempo No, penso che possa concludere, se c'è, è molto No. interessante, per cui se hai qualche altro elemento da darci. Possiamo lasciare diciamo, dei concluding remarks Certo. generali. Quindi il tema del critical thinking è sicuramente un tema e della media literacy che tocca tutti noi. Tocca tutti noi non solo perché le decisioni sono una cosa, diciamo, che prendiamo dalla mattina alla sera, ma perché essere critici fa parte di una cittadinanza attiva. L'esempio del postare delle informazioni, ad esempio, è un esempio che magari non viene subito in mente, ma piuttosto scegliere se, oggigiorno si parla di scegliere se vaccinarsi o meno. È possibile migliorare il critical thinking e media literacy. Il progetto Nervet è quello che sta provando a fare, e insomma siamo in una fase di testing, e queste sono le tecniche, speriamo, promettenti in questa direzione. Grazie. Grazie, dottor Tommasi. Mi è scappato un tu prima, ma ho svelato insomma che in realtà lavorando assieme non ci diamo del lei tutto il giorno. No, grazie, perché insomma non è facile appunto in 10 minuti affrontare temi che sono così complessi, e è stato molto chiaro, quindi ringrazio l'intervento. Sono temi complessi, sono anche temi delicati, mi viene da dire, perché li stiamo vedendo dal punto di vista cognitivo, ma diciamo che hanno delle ripercussioni, e c'è anche tutta una dimensione etica e sociale per i quali pregiudizi e false credenze insomma hanno delle conseguenze anche in questa sfera. È bello che il progetto Nerdvet insomma ci insegni anche un altro modo di stare in rete, un altro modo è possibile stare in rete anche in modo più consapevole, forse anche più positivo, più sicuro, e penso che questi siano gli obiettivi che in qualche modo sono condivisi anche dall'iniziativa Parole Ostili, e quindi passerei volentieri la parola alla dottoressa Marianna Marcucci, che è in collegamento con noi da Milano, però vedo dei cenni Buongiorno. stranissimi. Ok, benissimo Marianna, io purtroppo non la vedo, qui siamo nel contesto della fiera, è un po' complicato. Mi sente? Ci sono, sento benissimo e immagino che mi vedano anche, per cui sì, la tutto vedono, e quindi funziona. lascio... Possiamo anche darci del tubole. Perfetto, lascio a lei la parola, che ci racconta un po' meglio cos'è Parole Ostili. Grazie. Grazie a voi. Io mi aiuto con alcune immagini, così è più semplice e anche più divertente magari seguirmi nella presentazione. Appunto, avete detto, rappresento il progetto di Parole Ostili e ci tengo, vado diretta diciamo al punto, ci tengo anche a dire che dirò delle cose che magari possono sembrare tanto negative rispetto all'approccio che possiamo avere con internet. In realtà internet è un posto bellissimo, io sono una ibrida digitale, per cui ho cominciato a lavorare con i social network, con internet, diciamo, avendo vissuto anche la precedente vita, tra virgolette, quindi quella offline. Il bello di internet è che se un bambino ha una malattia rarissima di cui non si conosce la natura, attraverso l'apertura di una pagina Facebook i genitori possono trovare persone che possono mettersi in fila per donare il midollo, per cercare di capire se possono essere compatibili e donare il midollo. Ma perché? Perché le relazioni anche online sono il cuore, sono fatte da persone. Quindi anche online noi condividiamo le nostre esperienze. I social media, quelli che noi consideriamo luoghi virtuali, lo sono effettivamente, ma incontriamo delle persone reali. In rete noi
spendiamo tantissimo del nostro tempo, guardiamo video, guardiamo la televisione anche in rete, guardiamo i programmi in streaming o gli streamer che streamano appunto online tramite piattaforme come Twitch, guardiamo i giocatori di videogame nelle piattaforme come Twitch, quindi spendiamo noi e anche i giovani chiaramente tantissimo tempo, 6 ore in media li spendiamo online, quindi è veramente tanto il tempo. Consideriamo ovviamente, come anche già stato detto, che non possiamo considerare la vita online e la vita offline come due mondi separati, ormai si parla di on life, tutto quello che noi viviamo quotidianamente è chiaramente vissuto anche online, non soltanto di persona. Chiaramente questo ci porta anche un po' a una preoccupazione di dare ai giovani una Ferrari quando ancora sono dei neopatentati. Quindi dobbiamo cercare di capire come utilizzare questa tecnologia, perché è uno strumento e quindi come tale può essere buono o cattivo, come poterlo utilizzare anche in ambito, perché no, scolastico, in ambito lavorativo. Vi faccio 2 esempi. Uno è quello del liceo San Benedetto di Piacenza. Ai ragazzi è stato chiesto all'ingresso in classe di mettere i telefoni in questa busta che chiaramente schermava i cellulari e gli impediva di utilizzarli all'interno della classe. All'opposto abbiamo un'immagine che è diventata super virale online qualche tempo fa, ma per il motivo sbagliato. A questi ragazzi venivano colpevolizzati perché si pensava che stessero trascurando la ronda di notte, quindi il viaggio e la visita al museo, al Rijksmuseum di Amsterdam. In realtà non era così, e anzi stavano svolgendo un compito attraverso il telefono, quindi dato dagli insegnanti. Quindi per evitare di farci dare dei boomer, dovremmo in qualche modo cercare anche di capire che la comunicazione oggi, il mondo della comunicazione è cambiato moltissimo. Parliamo di bias cognitivi, parliamo di condivisione di analfabetismo funzionale, certo. Dobbiamo capire che il modo in cui i ragazzi oggi si avvicinano anche alla rete è un modo che noi dobbiamo cercare di comprendere. Oggi abbiamo un modo di comunicare che mette ancora di più in primo piano le persone e i ragazzi attraverso delle cose che stanno diventando abbastanza virali ultimamente, sono tipo le reaction, i video di reaction a trasmissioni, a video e similia, oppure anche le rage clip. Quindi sono tutte situazioni in cui ancora di più la persona viene messa al centro, quindi la tecnologia viene utilizzata ma per mettere le persone al centro. Quindi questo è un modo diverso di approcciarci, di avvicinarci alla tecnologia. Chiaramente questo ci porta anche ad avere alcune paure, ovviamente. FOMO significa Fear of Missing Out, la paura di perdersi qualcosa. Sicuramente avete sentito parlare di challenge su TikTok o comunque in rete, dove si chiede appunto ai ragazzi di strozzarsi fino a perdere i sensi e vedere quanto si riesce a rimanere svegli e attivi, come tante altre challenge che non vi sto a indicare adesso. Quindi chiaramente è ovvio che la rete ci dà anche una preoccupazione per come può essere utilizzata. E ovviamente c'è anche da considerare il fatto che la rete che noi utilizziamo quotidianamente è semplicemente il 4% di quello che effettivamente è quello che noi potremo trovare online. Quello che noi navighiamo tutti i giorni, quindi Google, eccetera, quello che noi navighiamo ma attraverso degli accessi criptati, chiamiamoli così, è il deep web. Peggio ancora è il dark web, dove noi possiamo trovare tranquillamente armi, droghe, pedofilia e tutte le altre simpatiche cose che possiamo trovare nell'ambito delle situazioni illegali. E poi si odia, in rete si odia. In rete abbiamo una situazione ancora oggi che sta diventando ancora critica, diciamo, perché l'odio online sta tornando ai livelli di 4 anni fa. Quindi è comunque una situazione che va capita, va studiata. Prima si parlava appunto di capire le fake news. Purtroppo moltissime persone, cioè l'85%, l'83% delle persone intervistate pensa che odio e falsità in rete siano una sorta di nuova normalità. Chiaramente noi non ci stiamo. Parole Stili è nata per questo, è nata Parole Stili per contrastare
questo tipo di atteggiamento nei confronti della rete, cercare di sostituire quello che ci può essere di negativo, il modo negativo in cui può essere utilizzata la rete, sensibilizzare ed educare contro l'ostilità delle parole in rete. Sensibilizzare ed educare, secondo noi, è molto meglio rispetto a semplicemente punire per certi atteggiamenti, cercare di far capire che la tecnologia può essere utilizzata appunto nel bene e nel male. E è nato il manifesto della comunicazione non ostile. Sono 10 punti, è una sorta di bussola che ci può aiutare per confrontarci anche con tutte quelle cose che succedono in rete. Prima si parlava di fake news. Il punto 7 del manifesto parla proprio di questo: condividere è una responsabilità, quindi condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati e compresi. Quindi ogni punto del manifesto rappresenta sia un problema ma anche la soluzione che possiamo affrontare quando siamo in rete. Le aziende possono utilizzare assolutamente questo, diciamo, modo di confrontarsi con la rete, perché sono dei luoghi in cui ci si contamina sia tra persone che anche con la rete stessa. Nelle aziende succedono cose che, come questa, dove un ragazzo appunto aveva postato una foto mentre leccava i tacos all'interno di questa azienda, si chiama Taco Bell, e chiaramente poi è stato licenziato, virtuale e reale. Quindi quello che succede in rete poi si ripercuote comunque anche nella vita reale. Quindi vi faccio semplicemente alcuni esempi molto semplici di persone che hanno sottovalutato, diciamo così, il potere della rete, cioè il potere di quello che loro stavano dicendo in rete, virtuale e reale. Quindi dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona. Ma perché si fa questo errore? Si fa perché si pensa che tanto nessuno ci veda, no? Che non sia veramente reale, oppure che si stava facendo uno scherzo e quindi si può comunque cancellare quello che noi stavamo dicendo online. In realtà, appunto, non è così. Pensate semplicemente a una persona che, come Billie Eilish, che sicuramente conoscerete, che ha ricevuto appunto una sorta di bullismo online. Lei aveva 18 anni all'epoca. Questa persona non avrebbe mai avuto il coraggio di incontrarla per la strada, lei persona famosa, e di dirle le stesse cose. Quindi perché doverlo fare anche attraverso uno schermo? E guardate bene, sono cose che succedono da noi anche in Italia quotidianamente. Questo è uno screenshot che io ho preso da TikTok di un ragazzo che per un video, lui è un infermiere, per un video su TikTok dove in qualche modo si prendeva gioco di alcuni dei suoi pazienti, poi è stato licenziato. Quindi virtuale è assolutamente reale. Tutto quello che noi facciamo online ha delle conseguenze e si ripercuote comunque su quello che succede di persona. Vi faccio esempi soltanto di alcuni dei punti del manifesto, giusto per darvi un'idea di quello che facciamo, del lavoro di cui ci occupiamo. Sia ciò che si comunica è il secondo punto. Le parole che scelgono raccontano la persona che sono e mi rappresentano. Questo è moltissimo legato alla questione aziende e alla questione lavoro in azienda e anche chiaramente reputazione online. La reputazione online sappiamo cos'è, è quello che si dice di noi in rete e quindi anche della reputazione che noi possiamo avere attraverso le nostre azioni in rete, non soltanto offline. Pensate che il 91% delle persone che vogliono assumere vanno a controllare quello che quella persona che vorrebbero assumere sta scrivendo o ha scritto online. Il 44% degli HR ha dichiarato nel 2019 che ha escluso un candidato dopo aver visto tutto quello che pubblicava online. Quindi bisogna stare attenti anche a quello che mettiamo su Facebook. La ragione nel 63% dei casi è stata delle foto inappropriate o anche comunque tratti emergenti della personalità che non erano coerenti con quello che veniva scritto nel nostro curriculum. Quindi bisogna stare attenti anche a quello, non soltanto a quello che scriviamo nel curriculum, ma anche a quello che postiamo online. Le parole hanno conseguenze sia ovviamente online ma anche offline, come abbiamo detto. Ogni mia parola può avere delle conseguenze grandi o piccole, può avere delle conseguenze enormi, come Carolina che si è suicidata perché ha ricevuto dei commenti del bullismo molto forte online, aveva soltanto 16 anni, ma possono avere anche delle conseguenze
di boicottaggio in una determinata azienda se quell'azienda fa delle comunicazioni che appunto non piacciono alla rete. In qualche caso ovviamente viene anche fuori l'ironia della rete, che è anche divertente, però chiaramente questo ha influito anche sull'azienda stessa. Condividere una responsabilità è il punto di cui parlavo prima. Bisogna cercare di capire che cosa noi leggiamo, quello che noi troviamo online. L'avete già detto voi, quindi non mi soffermo tantissimo. Le notizie false, quindi le fake news, hanno l'intento di disinformare. Cosa possiamo fare noi? Possiamo informarci prima, possiamo cercare di capire, cercare quella notizia, vedere se quella notizia la troviamo anche su altre piattaforme. In questo caso a sinistra c'è una piccola immagine ripresa da quella di destra, che è una vera fila alle poste, ma viene utilizzata in maniera di poter diciamo denigrare queste persone che secondo loro erano andate a fare la fila per il CAF. Quindi in qualche modo la fake news ha anche una parte di verità, volendo. Chiaramente questo ci rendiamo conto che è una cosa non vera, che non è un tavolo dell'Ikea che si chiama Adolf ed è sul catalogo promozionale a 88 euro. Ci sono persone che invece ci hanno creduto. Quindi l'informazione e la formazione è una cosa fondamentale. Chiaramente quando siamo online bisogna stare attenti anche agli insulti, ce ne sono tantissimi, siamo nell'ambito dell'hate speech, discorsi di odio ovviamente, sia all'interno delle aziende ma non soltanto. Purtroppo oggi l'unico modo di rivolgersi spesso a delle persone è quello di offenderle, quello di augurare anche al figlio di un calciatore che ha cambiato squadra che al figlio appunto possa tornare il cancro perché l'aveva già avuto. Quindi bisogna anche sapere insegnare, formare i giovani rispetto a una comunicazione etica, rispetto al fatto che si può dissentire con altre persone senza per forza considerarle dei nemici, e questo all'interno dell'azienda è anche una cosa molto importante. Chiaramente se non si ha qualcosa di interessante da dire non è necessario dirlo, perché appunto anche il silenzio comunica, che è l'ultimo punto del nostro manifesto che ho voluto chiaramente di cui ho voluto parlarvi perché è molto importante. Oggi tantissime volte vogliamo riempire degli spazi, vogliamo riempire delle conversazioni anche con cose che effettivamente non hanno della valenza. Quindi se la scelta migliore è quella di tacere, allora scelgo di tacere. Io vi ringrazio, ho cercato di stare nel tempo che mi era stato concesso. Spero di essere stata abbastanza brava sì, ecco, adesso c'è l'audio. È stata assolutamente nel tempo, quindi grazie mille dottoressa Marcucci, grazie di questa presentazione. Noi siamo molto fieri come ENAIP di sostenere le iniziative di Parole Ostili. Abbiamo utilizzato il materiale nelle nostre classi più volte e siamo contenti, abbiamo fatto di tutto insomma per poter ritagliarci oggi questo spazio per ospitarvi. Condividiamo, oltre personalmente alla paura insomma di sentirsi sempre rispondere ok boomer, a parte questo condividiamo anche molto l'impostazione che è quella di diciamo del vedere le 1000 possibilità e meraviglie che il mondo digitale e anche i social network ci offrono, perché come ha detto lei mettono al centro le persone. Questo è un potenziale fortissimo, quanto l'abbiamo apprezzato nell'ultimo anno e mezzo di reclusione a singhiozzo, però appunto condividiamo anche la necessità nelle nostre classi, con i nostri ragazzi, di utilizzarli, di saperli utilizzare al meglio con consapevolezza e quindi di valutarne anche i rischi, insomma, e le insidie che talvolta portano con loro. Su questo si è proprio concentrato insomma il progetto Rispact. Quindi Alessio Castagnotto, ti passo la parola che con l'ultimo intervento ci racconti anche un po' di questo progetto. Cambiamo microfono. Esatto, Daniela, intanto ringrazio le colleghe e i colleghi prima di me. Io vi parlerò invece del progetto Rispact. Il titolo completo è Rispact Activating Vet Teacher to Counter Hate Speech and Cyberbullying.
e nasce proprio dall'esperienza all'interno dei nostri centri di formazione professionale, dove appunto internet, tutte le possibilità che internet ci offre, va anche di pari passo con i rischi e le insidie che i social network e internet e la rete in generale ci mettono di fronte quotidianamente. Noi come ENAIP Veneto è già da parecchi anni che lavoriamo su questi temi, su questi argomenti complessi, difficili, in classe con le nostre allieve e allievi, come con degli incontri informativi dove le famiglie e i nostri allievi e allieve hanno la possibilità di confrontarsi in uno spazio di dialogo dove sostanzialmente cerchiamo di trasmettere un uso consapevole dei social network e di internet e della rete in generale. Cosa succede? Che ci rendiamo conto che contemporaneamente, allo stesso tempo, anche un altro partner tedesco, IB, sta lavorando su tematiche molto simili, quali la violenza di rete, la violenza in rete, l'hate speech, le fake news, e quindi pensiamo insieme di scrivere un progetto su questi temi che ci stanno molto a cuore. Uniamo le forze. A noi si aggrega anche un partner svedese, Furuboda, che è un ente di formazione professionale che lavora principalmente con persone disabili. Quindi cosa succede? Questo terzetto, Germania, Svezia, Italia, decide di scrivere un progetto. Ci rendiamo conto che a livello europeo, ma anche a livello globale, il clima è segnato sempre di più da odio di rete, da xenofobia, razzismo, omofobia, tutte tematiche che vogliamo riprendere all'interno del nostro progetto, perché ci rendiamo conto che il ruolo del web non deve essere assolutamente sottovalutato. Quindi, giusto per darvi una panoramica per gli addetti ai lavori, stiamo parlando di un progetto della chiave 2 del Calderone Erasmus+, relativa allo scambio di buone pratiche nell'ambito della formazione professionale. Quindi presentiamo il progetto, ci viene approvato e nel settembre del 2020, e da quel momento cominciamo insieme ad affrontare queste tematiche con delle prime attività, con delle prime azioni. A dicembre del 2020 c'è la prima formazione. Chiaramente per motivi ovvi è stata online e non di persona, come succede in tutti gli altri progetti in cui siamo coinvolti. Io personalmente partecipo a questa formazione insieme ad altre colleghe e colleghi di ENAIP Veneto, formatori, educatori, tutor dei partner tedesco e svedese. Mettiamo subito le mani in pasta e ci rendiamo conto che appunto siamo in un periodo in cui la circolazione dell'odio e dell'hate speech, delle fake news è un momento molto importante, perché i social network sono, diciamo, il mezzo più facile per trasmettere questi contenuti d'odio. Qui apro un attimo una parentesi rispetto a uno scandalo, un'inchiesta di questi giorni che si chiama Facebook Files, che è condotta dal Wall Street Journal, dove praticamente viene messo in evidenza come lo stesso algoritmo di Facebook premia le interazioni e le reazioni su discorsi d'odio, su contenuti d'odio postati sul social network. Sostanzialmente più la spari grossa e più la reazione, più il tono si alza, più le reazioni vengono premiate. Thumb up, emoji sorridenti o arrabbiate. Insomma, siamo in un momento in cui addirittura i contenuti d'odio vengono premiati dagli stessi social network. Ok, quindi ritornando alla nostra formazione, ci troviamo ad affrontare la tematica dell'hate speech. Cerchiamo una definizione comune,
cerchiamo di riconoscerlo, cerchiamo di capire la sottile differenza, il confine che c'è tra una humor, satira e l'offesa, e cerchiamo anche di pensare quali possono essere delle strategie di difesa. Ci siamo trovati, c'è chi ha detto io preferisco usare una battuta spiritosa per abbassare i toni, c'è chi ignora per non alimentare i contenuti d'odio e per non diffonderli, c'è chi lo segnala alle piattaforme e c'è chi invece decide di passare da un profilo un po' più generale, da un livello un po' più generale a un livello un po' più personale. Io personalmente sono della squadra di quelli che ignorano i contenuti d'odio, anche se sinceramente non sono sicuro che sia la strategia più efficace. Comunque, portiamo a termine la prima formazione, c'è una seconda formazione. Prima di parlare della seconda formazione vorrei un attimo ricollegarmi a quello che ha detto la dottoressa Marcucci poco fa, perché è uno dei capisaldi della formazione condotta da ENIP Veneto sul cyberbullismo. Cioè, il virtuale è reale, era il primo punto che ci ha fatto vedere prima la dottoressa Marcucci del manifesto di parole ostili. Sostanzialmente, appunto, le parole hanno una tale importanza per cui non possiamo permetterci di utilizzarle senza darci valore. Non possiamo pensare che una parola, solo perché viene postata o scritta su Facebook o su un social network, non abbia la stessa forza e non possa ferire nello stesso modo che una parola detta di persona. E questo è stato non il motivo, però è stato il caposaldo della seconda formazione che abbiamo tenuto noi come ENIP Veneto sul cyberbullismo. Ci siamo appunto resi conto come il cyberbullismo ferisca e colpisca i singoli individui, alle volte proprio anche in maniera drammatica sulle vittime. Prima la dottoressa Marcucci ha fatto vedere una slide su Carolina Picchio. Carolina Picchio è una ragazza di 14 anni che si è tolta la vita perché sono state diffuse delle immagini intime di lei. Se cercate in internet, se cercate su YouTube, trovate un video, una campagna contro il cyberbullismo che racconta la storia di questa ragazzina. Quindi abbiamo raccolto questo materiale, abbiamo raccolto del materiale video, tra cui appunto questo, altri contenuti multimediali, dei siti con delle iniziative e anche delle schede informative. Tutto questo materiale lo abbiamo rielaborato durante la formazione per cercare di creare insieme ad educatori, a formatori, a persone comunque che lavorano con allievi, con ragazzi e ragazze, su questa tematica, in modo tale da creare dei percorsi formativi, didattici, educativi da riproporre nelle nostre classi, molto simile a quello che ha detto anche Silvia in precedenza. Quindi in questo momento in quale fase siamo del progetto? Siamo nella fase di piloting, quindi insieme ai formatori delle nostre classi stiamo cercando di riproporre questi contenuti, questi moduli didattici all'interno delle stesse, in modo tale che anche i ragazzi, gli allievi e gli allievi abbiano la possibilità di dare voce e di parlare di questi temi in classe, attraverso dei questionari, attraverso dei dibattiti, attraverso dei workshop, insomma in vari modi differenti. Quindi l'obiettivo, diciamo, ancora più alto, quello finale, è quello di raccogliere tutto questo materiale, di pubblicarlo e di fare in modo che tutti i nostri 18 centri, che Daniela diceva prima, abbiano la possibilità di attingere da questo materiale e di poterlo utilizzare in classe per, da una parte, supportare i nostri allievi e i nostri allievi ad un uso più consapevole dei social network e dall'altra anche trasmettere alcuni valori comuni quali possono essere la tolleranza, l'inclusione.
Insomma, questo è, diciamo, l'obiettivo finale. Sappiamo che è un obiettivo importante, però ci teniamo a farlo. Chiudo dicendo che i prossimi step del progetto sono la prossima settimana un transnational meeting a Malmo, ma online purtroppo, dove tratteremo quali sono lo stato dei lavori e parleremo anche della prossima formazione che ci sarà a marzo del 2022. Chiudo definitivamente dando il sito per maggiori informazioni del progetto, che è www.respact-project.eu. E chiudo. Grazie Alessio. Io sono una fan del progetto Respact, quindi in bocca al lupo anche per tutte le attività prossime che hai elencato. E io temo che davvero siamo arrivati un po' in chiusura del nostro appuntamento di oggi. Il tempo per noi qui è volato, speriamo sia stato piacevole anche per voi e soprattutto speriamo di aver un po' mantenuto la promessa che avevo fatto all'inizio, cioè di lasciarvi qualche spunto. Speriamo di avervi incuriositi e quindi vi lascio anche dei riferimenti per chi vuol sapere di più di questi progetti. I siti sono www.enaip.net per il progetto Nerdvet, enaip.veneto.it per il progetto Respact e paroleostili.it per appunto il sito dell'associazione. In questi siti trovate anche i nostri contatti. Oggi per questioni di tempo non siamo riusciti a organizzare, diciamo, una sessione interattiva, a sentire le vostre voci, però ci farebbe tanto piacere se usaste questi contatti per farci sapere se oggi siete stati con noi, se avete trovato gli argomenti interessanti, se avete domande o volete raccontarci cosa sta succedendo nelle vostre scuole su questi stessi argomenti, ci fa piacere, scriveteci, usate questi contatti. Io ringrazio ancora la dottoressa Marianna Marcucci, che è ancora collegata con noi, la ringrazio tanto, il dottor Francesco Tommasi, la dottoressa Silvia Genero. Grazie a voi. Grazie, e il dottor Alessio Castagnotto. Auguro a tutti loro un bellissimo proseguimento, un gran successo dei loro progetti. Auguro anche a tutti voi un buon proseguimento con Job e Orienta. Vi ricordo che ENAIP è presente con uno stand, quindi qui fisicamente in fiera a Verona, venite a trovarci. Oggi e domani siamo anche presenti nell'offerta culturale della fiera, con moltissimi appuntamenti. Mi sa che noi li abbiamo un po' inaugurati questi appuntamenti oggi, però vi segnalo in particolare l'evento di domani che si chiama What Women Want, la formazione professionale come opportunità per l'espressione del talento femminile, che si terrà sia in presenza che online domani alle 14:30 fino alle 16 in sala d'autore. Un saluto a tutte e a tutti, grazie.